Buonasera a tutti e bentrovati al nostro quarto appuntamento dei seminari di Rive di questo anno accademico. Oggi sono veramente particolarmente lieta di introdurre i nostri due ospiti, in realtà insieme alla collega Manuela Bragagnolo che partecipa a distanza per impegni imprevisti e quindi l'ascolteremo presentare il secondo in realtà dei due partecipanti, e cioè Umberto Cecchinato. Io vorrei invece presentarvi il mio amico e collega Francesco Trentini, con cui condividiamo davvero un passato molto lungo e anche molto intenso. Dalla formazione, direi, insomma, dal nostro incontro durante gli anni del dottorato fino poi, insomma, alle esperienze più recenti. Francesco Trentini è collaboratore scientifico della Direzione Regionale Musei Veneto e cultore della materia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari, oltre ad aver ricoperto la carica di ricercatore per molti anni, dal 2005 al 2011, presso la Fondazione Giorgio Cini. È stato poi anche assegnista postdoc di nuovo qui a Ca' Foscari, sempre al DSU, al Dipartimento di Studi Umanistici, e docente allo Studium Teologico Interprovinciale Laurentanum a Roma. E inoltre è stato anche titolare di un importante finanziamento di ricerca offerto dall'Istitutum Carmelitanum di Roma, che poi gli ha permesso di scrivere uno dei più importanti libri che ha scritto Francesco, cioè quello dedicato alla Chiesa dei Carmini, a cui arriveremo proprio alla fine di questa presentazione. Di che cosa si occupa Francesco? Penso lo sappiate tutti, perché almeno i miei studenti hanno letto varie cose di Francesco che sono obbligatoriamente in bibliografia, quindi insomma lo conoscete bene. Dunque si occupa soprattutto di pittura veneziana del Rinascimento, con diciamo incursioni anche altrove, sempre per riprendere una parola che ti è cara e che hai usato anche nel titolo del tuo libro, e si occupa soprattutto cioè mette in opera un approccio metodologico ben preciso, che è quello dell'iconologia analitica e della cultura visuale, con chiaramente delle contaminazioni eh, che sfociano verso l'antropologia delle immagini. Ehm, tra i tantissimi contributi buonasera, tra i tantissimi contributi di Francesco ha scritto davvero decine di saggi, uno più interessante dell'altro. Mi preme ricordare soprattutto i suoi due volumi. E allora questo libro bellissimo, che appunto molti dei miei studenti conoscono, Essere altrove, diaspora e immagini nella Venezia dei Carmini, pubblicato nel 2019, e poi il volume dedicato invece a Lorenzo Lotto, Itinerario di una metamorfosi artistica. Io lo ringrazio moltissimo per essere qui con noi. Francesco ci parlerà di un tema che mi è molto caro e credo sia molto caro soprattutto a lui. Il titolo è bellissimo: L'immagine colpevole, esemplarità sovversive e rimozioni normative nell'iconosfera veneziana. Lascio la parola alla mia collega Manuela per la presentazione di Umberto Cecchini. Sì, grazie mille Valentina e buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Mi dispiace davvero molto di non essere lì con voi oggi, ma sono dovuta rimanere all'Università di Trento, da dove vi parlo e dove lavora anche Umberto Cecchinato, anche se appunto facciamo parte di due dipartimenti diversi. Quindi sono molto felice di presentare Umberto, non solo perché lavora a Trento, ma soprattutto perché lavora su dei temi e su delle questioni interessantissime. A Trento Umberto è ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerche Sociali e anche affiliated fellow all'Istituto Germanico Italo-Tedesco, Fondazione Bruno Kessler, dove lavora al progetto Dangerous Crowds in Renaissance Italy, Violence Music and Street Festive Experiences in Public Spaces, finanziato da Next Generation EU MUR. Dopo il perfezionamento in civiltà del Rinascimento alla Scuola Normale di Pisa, Umberto ha lavorato per numerosi progetti legati allo studio e all'edizione critica e di traduzione anche di testi normativi medievali della Repubblica di Venezia e più in generale i suoi studi si concentrano soprattutto sulle
connessioni tra la cultura della festa, le performance musicali e la violenza nell'Europa medievale e di età moderna. Tra le sue numerose pubblicazioni recenti volevo ricordare 3 pubblicazioni apparse nel 2023: Everyday Violence and Natural Disaster in Early Modern Treviso, News of Homicides in the Libro Maccheronico of Zuanne Mestriner, 1682-1731, pubblicato in Acta Istrie. Poi Suoni pericolosi, musica sacra, emozione e disciplinamento dell'ambiente sonoro nelle chiese venete della prima età moderna, apparso in Geographies of Sound, Sounding of Listening to the Urban Spaces in Early Modern Italy, a cura di Luigi Collarile e Maria Rosa De Luca, edito per Brepols nel 2023. E infine Ripensare la festa del Rinascimento da rituale collettivo a esperienza individuale in Sensibilità moderne, storie di affetti, passioni e sensi, secolo XV-XVIII, a cura di Alessandro Arcangeli e Tiziana Prebani, edito per Carocci. E oggi ci parlerà del lato oscuro della danza rinascimentale, buone maniere e violenza nella Repubblica di Venezia. E quindi se la danza è stata vista soprattutto come mezzo per disciplinare i gesti, la postura corporea e gli istinti, Umberto ci parlerà della messa in atto di un'espressa e consapevole violazione dei rituali del ballo per provocare i conflitti violenti. Quindi ci mostrerà il rapporto tra la violenza e la danza nella Repubblica di Venezia. Ecco qui, grazie ancora, grazie a tutti e sono veramente felice di ascoltare. Grazie. Grazie Emanuela, io lascio la mia postazione a Francesco che è il primo a intervenire e vi prego di avvicendarvi su questa sedia perché appunto la telecamera vi riprenderà esclusivamente dal monitor del computer. Grazie ancora. Grazie. Ci siamo. Grazie, grazie davvero a chi mi ha invitato, chi mi ha voluto qua, alle organizzatrici di questo bellissimo seminario, la professoressa Bragagnolo, la professoressa Sapienza, l'amica Valentina. Sono molto molto felice di poter, o almeno di tentare di portare il mio contributo in un contesto di dibattito, di scambio di idee, come deve essere appunto un seminario attivo, come è il seminario del RIDE. Anche perché il tema che è stato selezionato effettivamente mi sta molto a cuore e mi permette in questa circostanza di saggiare alcune ipotesi di lavoro a cui sto mettendo le mani negli ultimi tempi. Ora, io vorrei condividere già il mio PowerPoint. Ecco. Allora, senza indugio, visto che credo sia Giovanni Battista Ponchini ad aver provocato questo, poi lo capirete perché insomma, anche il passato va maneggiato con cura. In ogni modo, il mio obiettivo di oggi sarebbe quello di contribuire con una riflessione sulle condizioni e le dinamiche di costruzione della colpevolezza delle immagini all'interno dell'iconosfera umanistico-rinascimentale, specificamente veneziana. Ovvero intenderei evidenziare alcuni meccanismi di individuazione della colpa dell'immagine, di sanzionamento e di punizione dell'immagine stessa. L'intervento si articolerà dunque in 2 fasi. Nella prima cercherò di fornire alcuni elementi teorici e nella seconda parte invece 2 case study che mi sembrano particolarmente opportuni legati al contesto veneto-veneziano. Il nostro percorso però inizia da Firenze perché è lì che ad una data tra il 1440 e il 1459 sorprendiamo Antonino Pierozzi, domenicano, rigorosissimo riformatore, un precursore di Savonarola, arcivescovo di Firenze, intento a elaborare la Summa Teologica, la sua grande opera sistematica, detta anche Summa Moralis,
per l'auspicato sbilanciamento sul versante dell'etica. Nel libro terzo della Summa, titolo 8, capitolo 4, paragrafo 9, sul tema De Artificibus si legge: i pittori sono reprensibili quando dipingono cose contrarie alla fede, quando realizzano un'immagine della Trinità come una sola persona con 3 teste, che è cosa mostruosa in natura, o quando nell'Annunciazione della Vergine rappresentano un piccolo bambino, cioè Gesù, che viene inviato nel seno della Vergine Maria, come se il suo corpo non fosse stato assunto dalla sostanza della Vergine stessa, o quando dipingono il piccolo Gesù con l'abaco in mano, sebbene egli non abbia preso nulla dagli. In questo passo il nostro ci interessa perché sta sanzionando, sta definendo alcune immagini dichiaratamente colpevoli, a suo modo di vedere. Non sappiamo quale fosse, diciamo, il materiale iconografico sotto i suoi occhi quando si trovò a elaborare questo passo, anche se è molto probabile che conoscesse la pala dell'Arbor Vitae, che vedete qui alla vostra destra, di Pacino di Buonaguida, 1305-1310, realizzato per Clarisse di Monticelli a Firenze. E magari era anche al corrente della ricorsività del tema iconografico, che ora vi presenterò, nella zona di Arezzo, comunque non distante da Firenze. Che cosa trovava in questa pala? Trovava esattamente ciò che lui andava riprendendo, ovvero un'immagine, la trovate qui a destra all'interno del clipeo, un'immagine della divinità assisa in trono, da cui emanava, per così dire, ecco, il verbo che prima trovate nella forma piccola di questa testina che sta tra le mani di un Dio Padre, comunque clipeato con clipeo cruciforme. Il verbo che scendendo, vedete attraverso queste strisce luminose, prendeva corpo, lo indico con il cursore, lo vedete qui, questo verbo che prende corpo, tuffandosi, per così dire, in direzione della Vergine Maria. Tutto questo per Antonino è eretico, è contrario alla fede, perché Antonino è fermamente convinto che questa immagine altro non sia che una riproposizione dell'eresia docetista, o quantomeno sia assimilabile all'eresia docetista, in quanto starebbe a rappresentare la piena generazione della corporeità sottile di Cristo già nel seno del Padre. L'eresia consisterebbe nel fatto che, essendo già formato in cielo, il Cristo avrebbe soltanto trovato un ricettacolo nell'utero della Vergine Maria, ma non avrebbe assunto carne mortale. Soltanto una carnalità apparente, scrive il teologo gnostico Basilide. In anticipo di un secolo sul decreto conciliare tridentino de invocazione, venerazione et reliquis sanctorum et de sacris imaginibus, il nostro Antonino si sentiva in esigenza di intervenire sul rischio reale che le immagini di una falsa dottrina venissero messe in circolo da artefici non esattamente irreprensibili. Tutto ciò era certamente in linea con la storia della Chiesa, che sin dalle origini aveva avvertito l'esigenza, anzitutto, di valutare la congruenza della figurazione e delle immagini rispetto al piano di verità assolute del depositum fidei. Quindi l'immagine, anzitutto si tratta di capire se sia congruente al depositum fidei in assoluto, questo nei primissimi secoli, e poi quale tipologia di immagine sia congruente al depositum fidei. Secondariamente si trattava di dichiarare la colpevolezza e sanzionare immagini che avessero un significato ambiguo o errato sul piano teologico, o che semplicemente si sottraessero alla norma consuetudinaria dell'iconografia. L'iconografia come sistema normativo consuetudinario è da tenere in seria considerazione. Non si tratta soltanto di un dispositivo semiotico, nasce per favorire la disambiguazione delle immagini, ma poi assume appunto questa forte connotazione. Rinvio ad esempio al passaggio del Concilio Trullano del 692, molto interessante, dove vediamo che viene diciamo, definitivamente esclusa da questo concilio
l'immagine di Giovanni Battista che indica l'Agnus Dei, perché l'agnello di Dio, essendo allegorico, costituirebbe, per così dire, una svalutazione dal punto di vista testimoniale. Dunque il Concilio raccomanda, anzi impone, una rappresentazione del Battista che indichi il Cristo nella sua corporeità. Questo per darvi conto di come lavorano sull'iconologia. Ciò che sorprende però è notare che l'iconografia sanzionata da Antonino da Firenze, Antonino Pierozzi, a conti fatti non presentava una deviazione dottrinale effettiva. Devo rinviarvi necessariamente ad un mio lavoro dove ho discusso più dettagliatamente questa cosa, ma sommariamente il punto è che le iscrizioni che come didascalia accompagnano l'immagine di Pacino di Buonaguida sono chiarissime nello specificare che quello che stiamo vedendo altro non è che il moto di kenosis, di abbassamento del verbo dalla sua dimensione celeste all'utero della Vergine Maria. È lo Iesus emissus celitus, cioè si tratta di rappresentare un movimento e non una proprietà del corpo di Cristo. Un'ulteriore conferma mi è venuta proprio lavorando nel contesto carmelitano e con grande sorpresa in uno dei breviari stampati nella fase, diciamo, di maggior fervore di riforma, ovviamente cattolica, ecco, dell'ordine carmelitano dell'antica osservanza, in uno dei breviari si trova questa xilografia abbastanza ingenua, se volete, ma eloquentissima, con quella iscrizione ubi ibi, che altro non è se non un'allusione molto molto sintetica al passo paolino ubi caritas ibi Deus est, e in questo ci conferma esattamente l'intuizione che abbiamo avuto, ovvero che questo corpo preformato secondo Antonino altro non era che il segno dell'abbassamento nell'utero di Maria. Ubi ibi, in riferimento alla Caritas come motore dell'incarnazione, è chiaramente un riferimento scotista, cioè ad una posizione teologica che è eminentemente francescana, ma assunta, direi, a piene mani anche dai carmelitani, che si allineano con i francescani su questo tema. La redenzione non è un fatto, la sintetizzo molto, devo schematizzare, non è un fatto di giustizia, ma è un fatto di pura carità del Cristo. Dunque, non un'immagine eretica. Allora che cosa stava facendo Antonino da Firenze? Intanto, a mio modo di vedere, stava varando o almeno intercettando una svolta teorica in atto a livello teologico e anche all'interno dell'iconosfera. Se noi riprendiamo in mano le sue parole, ci accorgiamo che per sanzionare il bambino discendente dal cielo, lui ha bisogno di considerare l'immagine come meramente denotativa. Il corpo è un corpo. La rappresentazione del corpo non può che riferirsi a un corpo reale e come tale è un corpo con tutti gli attributi del caso. Invece, chi produce queste immagini ha ben chiaro che quel segno deve essere letto connotativamente in chiave allegorica. Sono le implicazioni teologiche connesse al segno che vanno riconosciute e non si deve in nessun modo esasperare quell'immagine come mimetica, come se davvero quel corpo stesse fluttuando o scendendo dal cielo. Ora, la dimensione connotativa è essenzialmente di tipo ermeneutico, la dimensione denotativa invece, eletta da Antonino da Firenze, insegue una corrispondenza tra segno e res che sarà fondamentale, è in corso d'opera ora e sarà decisiva da qui a venire. Una coincidenza tra segno e res che tende, quindi, capite, ad abbassare drasticamente l'aspetto allegorico e a potenziare invece la dimensione letterale descrittiva dell'immagine.
È possibile che Antonino in questo stesse anche intervenendo in chiave leggermente polemica nei confronti del mondo francescano? Non lo escludo, visto che quel genere di iconografia è sostanzialmente attestata in quegli ambiti. Ma credo che sia opportuno leggere le parole sue come quelle di altri teorici come sintomi di movimenti all'interno, come dico, di un sistema complesso di idee che chiamo iconosfera, sistema di relazioni fra immagini e idee veramente. Come cioè se Antonino si fosse reso strumento di una svolta. Una svolta che, se ci pensate bene, trova nel caso del giudizio di Michelangelo un campo di applicazione straordinario, decisivo e anche drammatico. E la questione del giudizio devo soltanto, come dire, evocarla perché tremano le vene ai polsi, ecco, a mostrare quest'opera per la sua complessità. Ma questo coraggio mi viene dal fatto che, ai fini del nostro ragionamento, ho bisogno di richiamarvi essenzialmente alle parole che sono state prodotte intorno al giudizio dal momento del suo disvelamento. Parole che vi invito a considerare come altrettante forme di individuazione della colpa o eventualmente di scagionamento dell'immagine. Notate anche che con il giudizio ravvisiamo un trasferimento del problema dagli artefici, come era in Antonino da Firenze, all'immagine in sé. Michelangelo viene in un certo senso sollevato ed è l'immagine che è operativa e quindi sanzionabile, dunque pienamente colpevole. Allora, sapete che l'opera, rinvio uno per tutti al bellissimo lavoro di Giovanni Carreri, ecco, che mi sembra perfetto sotto ogni punto di vista. L'opera nasce, respira un clima di fortissimo dibattito spirituale. Michelangelo è strutturalmente inserito, non solo attraverso Vittoria Colonna, all'interno di quei circoli che si muovono tra Juan de Valdés e diciamo aree erasmiane più ampie, e circoli che praticano l'idea della via larga di misericordia ed eventualmente anche la giustificazione per fede. Allora, il documento, il giudizio, nel momento in cui emerge, parte una frangia di entusiasti come il cardinale Grimani, come il cardinale Cornaro, incontra ben presto anche una forte critica e c'è proprio da subito l'idea di una colpevolezza morale dell'immagine che viene coniata dall'ala intransigente dei cosiddetti teatini, convergenti su Giovan Pietro Carafa. Seguita quest'ala anche e sorprendentemente, ma fino a un certo punto, da Pietro Aretino nella sua acidissima lettera a Michelangelo del 1545 e questo stupisce meno anche da Ambrogio Catarino Polito nel 1551. Sono posizioni che Vasari nella vita di Michelangelo sintetizza efficacemente in quelle poche righe dedicate all'isterica reazione del Carafa di fronte al giudizio. Una volta divenuto Paolo IV, così ci racconta Vasari. Avendo Paolo IV volontà di gettare in terra il giudizio di Michelangelo per gli ignudi che gli pareva che mostrassero le parti vergognose troppo disonestamente. Paolo IV aveva volontà di distruggerlo il giudizio, ci dice Vasari. Ma perché? Per via degli ignudi che mostravano le parti vergognose troppo disonestamente. Questo si trova in Aretino, questo si trova in Polito, fra molte altre cose, ben inteso, ma mi basta questo che è un primo livello di lettura. Dico, veramente era il nudo il problema di Michelangelo e il problema del giudizio? Trovo rivelativo, a proposito, quello che Ludovico Dolce scrive nel Dialogo della pittura, 1557, dove si legge: «Non mi par molta lode che gli occhi dei fanciulli e delle matrone e donzelle veggano apertamente in quelle figure la disonestà che dimostrano, e solo i dotti
intendano la profondità delle allegorie che nascondono. Dove Dolce parafrasa, anche parodiando, se volete, la celebre lettera di Aretino a Michelangelo del novembre del 45, ma Aretino insisteva esclusivamente sul decoro non osservato dei martiri e delle vergini e sull'esecrabile gesto del rapito per i membri genitali. Dolce, invece, sembra aver perfettamente compreso il conflitto di paradigmi in opera, cioè il conflitto tra un paradigma ermeneutico, allegorico, connotativo, e quello mimetico, letterale, denotativo. Ciò che, insomma, Antonino da Firenze stava intercettando anche per Dolce esiste e diventa problema di metodo. E ancora una volta si assiste però alla risoluta affermazione del paradigma realista, quello denotativo, aderente alla lettera dell'immagine e alle conseguenze moralistiche di questo travisamento metodologico. In chiusura del testo, il suo personaggio, Pietro Aretino, dichiara infatti: «Così voglio dire io, poiché Michelangelo non vuole che le sue invenzioni vengano intese, se non da pochi e dotti, io che di questi e pochi dotti non sono, ne lascio il pensiero a lui». Dunque c'è la piena consapevolezza che il giudizio dice altro, ma la volontà di appiattirlo è su un livello, diciamo, carnale, che non è di stretta pertinenza dell'invenzione michelangiolesca. Spero che sia chiaro, ecco, questo passaggio, perché ha delle conseguenze molto importanti. Con questo semplice movimento teorico, con la riaffermazione quindi del presunto valore veritativo della coincidenza di res e signum, si aprono conseguenze moraleggianti che conosciamo, ma si riesce anche ad operare la perfetta rimozione dell'immagine senza bisogno di distruzione fisica. Infatti è sufficiente che ci sia questa pioggia di categorie e 2 o 3 mutandine di Daniele da Volterra, perché nonostante l'immagine continui a essere quello che era per Michelangelo, la si finisca per ricomprendere sotto la più prosaica categoria di immagine inonesta, oscena, eccetera, eccetera, eccetera. È talmente vero questo che, e durerà così tanto, che più volte si tenterà di rimuovere l'oscenità anche fisicamente, senza riuscirci, ben inteso, ma in ogni modo da un certo momento in avanti veramente il giudizio diventa invisibile rispetto a ciò che propriamente dice. E che cosa diceva? Che cos'era il grande problema? Diceva tantissimo e Carreri ha mostrato tantissimo, ma in sintesi la mossa di fondo che io credo sia grave nel giudizio è la sussistenza di uno spiccatissimo dualismo tra corpo spirituale e corpo materiale. Perché Michelangelo possa equiparare gli angeli ai redenti, è necessario che lui si appoggi alla Sacra Scrittura e a Sant'Agostino, laddove si parla della equiparazione tra la condizione appunto di redenzione e quella degli angeli. E in questo modo però Michelangelo va a sostenere una dottrina del corpo spirituale che in questi anni, e lo vedremo poi nel nostro prosieguo, è questione quanto mai critica. Perché? Perché va a, per così dire, abbassare drasticamente l'idea di una continuità fra la condizione attuale e quella del Redento, o detto in altri termini, rischia di portare verso dottrine come quelle antitrinitarie, in cui l'essere qui e ora può essere riferibile alla dimensione di piena spiritualità realizzata oppure di carnalità mondana. È il grande rischio di Agostino, quel manicheismo latente, no, fra le due posizioni che poi Agostino riesce a comporre, ma che comunque anche in epoca di riforma pone dei grossissimi problemi teorici e teologici. Tra i primi sintomi della svolta però impressa dal caso del giudizio, che quindi io prendo come un momento di consacrazione di questo nuovo paradigma signum res, ecco, uno dei primi sintomi
in area veneta, nell'iconosfera veneta, è dato da questa pala di Giovanni Battista Bonchini dipinta per il Duomo di Castelfranco nel 1551-52, probabilmente con il concorso del vice Pievano e con i finanziamenti della fabbriceria. Ci interessa perché il 18 ottobre 1554 il suffraganeo del vescovo di Treviso, Giovan Francesco Verdura, che a sua volta è vescovo di Chirone, scrive: «Il giorno passato abbiamo visitato la predetta chiesa e del Duomo e considerato tutto diligentemente abbiamo scoperto una cosa che è sommamente dispiaciuta, che non è affatto conveniente a detto tempio, né dobbiamo permettere o tollerarla per riverenza al culto divino. Abbiamo visto, infatti, all'altar maggiore una pala con non poche figure disoneste per forma, in honestis formarum, esibenti turpemente le nudità del corpo, con scandalo e perturbazione dell'animo e del corpo», ribadisce. «E poiché le figure oscene e disoneste non si addicono alla santità della casa di Dio, ordiniamo al presbitero Gaspare ab Agno di tenerla coperta finché le figure non saranno rifatte, refecte, o ridotte a più onesta forma». Con tutta evidenza i capi di imputazione di Giovan Francesco Verdura nei confronti di questa immagine colpevole attingono a quella stessa sfera di censura morale dell'immagine dissodata dalla frangia teatina l'indomani della scopertura del giudizio, e come tali andranno letti e compresi. Questo implica una piena informazione da parte del suffraganeo Verdura sui dibattiti e sul punto segnato dal paradigma res signum con le critiche all'immagine michelangiolesca. Verdura è consapevole di recuperare categorie che in questo momento si stanno usando a Roma rispetto ad un'altra immagine. E si dovette intervenire in anticipo su Daniele da Volterra addirittura con la copertura delle oscene nudità, lasciando una memoria indelebile nella piccola comunità della Marca trevigiana. Se ancora alla data 1697 Vincenzo Maria Coronelli, con riguardo alla pala, che però riteneva fosse di Veronese, annotava: «Ma poiché si vedevano gli uomini tutti nudi, ora ricoperti da alcuni panneggiamenti e bende per decreto d'un vescovo zelante, si compiange impoverita la pala, da inferior pennello». Allora, aveva scioccato, ecco, questa misura di copertura dei nudi, aveva scioccato probabilmente la colpevolezza dell'immagine. Non disponiamo purtroppo di opportune indagini diagnostiche, ma anche un esame diretto, che ho potuto fare, diciamo, ripetutamente, non è difficile notare che i panneggi che coprono le due figure andanti alle spalle del Cristo e soprattutto questo ampio panneggio rosa sbiadito che copre Eva praticamente in tutta la parte bassa del corpo, sono esito di un intervento successivo. Sono quelle, diciamo, i veli imposti dal Verdura. Ma davvero era questa la colpevolezza dell'immagine? Che effettivamente di colpe ne aveva e tante, e penso che ve ne accorgiate. In realtà non si trattava di nudità, non era questo il punto. Si trattava di un'immagine esemplare perché radicalmente alterata iconograficamente e indiscutibilmente sovversiva. I sommari riferimenti all'iconografia dell'Anastasis, qui faccio vedere un caso di un altro comunque quasi irregolare come Beccafumi, tuttavia molto più regolare in quest'opera. Dicevo appunto i riferimenti all'Anastasis voluti da Ponchini, e sono la presenza del Cristo, la presenza del Battista che indica, lo vedete qua, insomma, eventualmente anche le strutture architettoniche rustiche che stanno sullo sfondo. Insomma. Alcuni elementi dell'Anastasis non bastano a fare di questa pala una discesa di Cristo agli inferi, direi. Se non altro dobbiamo ammettere che si tratta di un fotogramma successivo, cioè in compagnia di Mosè, Giovanni il Battista e altri personaggi su cui non possiamo indugiare ora, si sono portati avanti, li vedete qua, rispetto a quello che accade sullo sfondo, rispetto alla bocca degli inferi. Un'altra coppia sta scorrendo alle spalle di Cristo, mentre altri uomini sembrano destinati a rimanere inghiottiti nelle fiamme
e stanno giusto a destra di Cristo guardando. È notevole l'indifferenza del Redentore che non porge la mano, anzi dalle spalle alla scena, dalle spalle agli uomini. È ancor più notevole il primo piano dominato dalla candida Eva che incede, sovrastata dalla colomba dello Spirito Santo, abbracciata dal suo Adamo, che non è l'anziano consueto, ma un giovanetto vestito con una tunicella gialla. Ma che significa sul piano dottrinale questa sorta di battesimo in Spirito Santo di Eva? Perché di questo si sta trattando. Perché la marginalizzazione della figura di Cristo risorto? E soprattutto perché rappresentare nella sezione superiore la caduta dei demoni, non dei dannati? Ho avuto già modo di presentare un'analisi dettagliata di questo singolare tracciato iconografico e non posso svolgerla qui ora per ragioni di tempo e anche perché è un altro l'obiettivo. Ai fini del nostro ragionamento basti ribadire che quest'opera mostra di avere un'evidente matrice gioachimita e dunque anche una probabile connessione con profetismo di matrice rabbinica. Particolarmente care queste due dimensioni non soltanto a Francesco Zorzi ma a Guillaume Postel, che attendeva per 1550 circa l'aprirsi del cosiddetto millenario apocalittico, tempo in cui la bestia sarebbe stata ricacciata agli inferi dopo lo scontro con gli arcangeli, tempo in cui si sarebbe realizzata la rigenerazione dell'Adam nella sua unità di maschile e femminile e si sarebbe manifestata un'umanità nuova, integralmente spirituale, perché totalmente plasmata dallo Spirito di Dio. Questa è una dottrina che Postel forgia attraverso una grandissima varietà di referenze testuali. Questa è anche la caratteristica di questo strano tempo che stiamo studiando. È un tempo estremamente plastico e fluido perché l'umanesimo ha dischiuso una disponibilità di fonti e la possibilità di fare ricerca in una maniera mai sperimentata prima e dunque si sperimentano cose che non hanno ancora una codifica definitiva. Questa posizione teologica, la manifestazione di un'umanità nuova integralmente spirituale, plasmata dallo Spirito di Dio, è in linea con certe proposte che dall'umanesimo erasmiano transitano verso territori antitrinitari. Quindi, alla fine di questo percorso di ragionamento, troviamo che Giovan Francesco Verdura capisce benissimo questa svolta res signum in atto, già con il giudizio. La capisce, la sa usare, non aderisce. Non si tratta quindi di riconoscere in questa sua misura un'anticipazione del decreto, quanto la consapevolezza di che cosa si stava muovendo in ambiti teatini e la necessità di salvaguardare le allegorie nascoste accondiscendendo a quegli ambienti. Mi pare interessante perché rovescia la nostra possibilità di, quantomeno apre delle dimensioni dell'immagine colpevole non sospettabili, cioè una colpevolezza che viene pronunciata dall'interno degli stessi ambienti per ragioni, insomma, per anticipare, per così dire, una repressione altrimenti certa. Secondo caso. Dunque, il sanzionamento dell'immagine colpevole a questa data prevede o l'intervento di rettifica, la reflexione, ma può anche prevedere, come abbiamo capito dalle parole di Paolo IV, la cancellazione fisica, forma drastica di rimozione che in alcuni casi non esiterei a qualificare come iconoclastia, è comunque da considerarsi come extrema ratio. Eppure forse a Venezia, in una circostanza specifica, questa extrema ratio dovete essere applicata, o almeno questa è la proposta che fa. E vi presento un'opera che conoscete molto, molto bene, la Pentecoste di Tiziano per l'altare maggiore di Santo Spirito in Isola, alla vostra sinistra, opera che come sapete è stata eseguita molto in velocità, si capisce anche
dalla qualità abbastanza, diciamo, disomogenea, no, dei passaggi. Poco prima, poco dopo il soggiorno romano del 45-46, esito ultimo di una singolare vertenza giudiziaria che a un certo momento viene mossa da Tiziano, nel 1544, contro i canonici regolari di Santo Spirito. Pare che questa vertenza giudiziaria avesse come oggetto il pagamento della pala, una sorta di sovrapprezzo che Tiziano aveva imposto ai frati. Per estremi riferimenti, perché non posso entrare nel dettaglio della questione, Tiziano aveva già realizzato una pala precedentemente. 1529 è la data probabile della commissione da parte dei canonici e 1541 la data dell'installazione sull'altar maggiore di Santo Spirito. Una gestazione lunga che le fonti processuali ci dicono essere stata molto tortuosa. Tiziano compone, ricompone, modifica, cancella ritratti dei precedenti priori del convento, insomma, interviene con numerosissime varianti su questa tela, finché nel 1541 la consegna. E un anno e mezzo dopo, ci dicono le fonti, la pala è rovinatissima. Il colore si scrosta, la tela è assolutamente è scoperta in alcuni punti, ammuffita, c'è chi dice che sia ammuffita, c'è chi dice che si tratti di cadute di colore, insomma, la situazione è drammatica. La cosa strana, che si rileva dagli atti processuali, è che la pala, tutto sommato, era stata collocata non a settentrione, dove ci si sarebbe potuti aspettare alcun tipo di degrado simile, ma verso levante, e soprattutto in una cappella foderata di assi di larice. Quindi con delle accortezze anche da parte del nostro Tiziano rispetto proprio alla conservazione dell'opera. C'è chi dice di aver visto Tiziano scrostare un grande rombo all'interno della pala stessa, raschiarlo, biastemando Dio e i santi, diceva. Insomma, era parecchio arrabbiato. C'è chi dice che quando la trasportarono a casa di Tiziano, a questo punto nel 42, la pala perdeva praticamente la pellicola cromatica a ogni passo dei facchini. Insomma, in tutto questo sembra che la pala abbia subito un degrado rapidissimo, che Tiziano sia stato chiamato a rifarla o a intervenire con un restauro e che in ragione di questo abbia chiesto una somma, un sovrapprezzo che evidentemente i frati non volevano corrispondere. Ed è strano che ci sia questa avvertenza, sapendo che Girolamo Cornella e Antonio Dandolo si erano resi disponibili a coprire il sovrapprezzo per la recepzione della pala, quindi non sarebbe andata a carico dei canonici di Santo Spirito. È una situazione, diciamo, dai lati poco chiari, poco congruenti. A noi interessa il contenuto di questa pala e Vasari, che su questo è ben informato, ci dice che la prima versione della Pentecoste presentava in alto uno Dio finto di fuoco e lo spirito in forma di colomba. Dunque, al netto dei problemi conservativi più o meno credibili, il dato rilevante per noi oggi è che questo Dio finto di fuoco nella nuova versione non c'è più. Il pittore ha rinunciato alla sua prima idea per confezionare quell'improbabile, direi, e forse sopravvalutato, brano prospettico bramantesco, variante d'autore o censura. Il dato non è passato inosservato alla critica, che però ha ritenuto di concentrare l'attenzione sulla possibile eterodossia della rappresentazione di un Dio luminoso e fiammeggiante. Credo invece
che utili elementi di ragionamento possano venirci da uno studio comparato di quanto sappiamo della perduta opera di Tiziano con un'opera tuttora esistente di grandissimo interesse iconografico, qual è la Pentecoste, commissionata dai confratelli dello Spirito Santo alle Zattere, Scuola dello Spirito Santo, le Zattere, per l'altare maggiore della Chiesa dello Spirito Santo, chiesa adiacente alla scuola. E la pala che vedete qui a destra, oggi alle Gallerie dell'Accademia, stava certo all'interno di una chiesa monastica femminile, ma su un altare di ius della scuola. Questo è molto interessante. Appunto che le monache chiedono autorizzazione ai confratelli sull'uso dell'altare maggiore della loro chiesa. Attribuita dalla critica moderna a Polidoro da Lanciano sulla scorta delle proposte di Ridolfi e Poschini e con il suffragio di certe assonanze con una lavanda dei piedi che sta oggi agli Staatliche Museen di Berlino, l'opera sorprendentemente ha conosciuto una vicenda di incertezza attributiva nel XVI secolo, essendo assegnata da Vasari a Bonifacio De Pitati e da Francesco Sansovino a Tiziano. Di sicuro, all'interno del monotono, direi, corpus di prodotti di devozione di matrice tizianesca e bonifacesca elaborato da Polidoro, la pala costituisce un unicum, soprattutto per il sorprendente inserto michelangiolesco del Dio Padre, sorvolante il singolare consesso di apostoli, donne e curiosi, con tanto di drappo preso a prestito dal creatore della Sistina. Non meno sorprendente sarà notare con William Roger Herrick che il noto studio di Leeds, studio grafico che vedete alla vostra sinistra, raffigurante il torso di un apostolo inginocchiato e con le braccia protese verso l'alto. Questo studio di Leeds, riferito in modo non del tutto convincente e convinto e non senza difficoltà al San Pietro della seconda versione tizianesca, quello che vi ho mostrato, ecco, questo qui, ma qui devo mostrarvi il disegno diciamo, rovesciato specularmente. Riferito a questo, direi che meglio si adatta invece a questa figura che troviamo appunto nella Pentecoste di Polidoro, nonostante il nostro Polidoro o chi per lui abbia deciso poi di trasformare questo inginocchiamento in una genuflessione con la gamba destra sollevata. Ma ci sono, diciamo, degli elementi di torsione e anche l'elemento della gamba che vedete, la gamba sinistra, che sembrano quantomeno debitori di questo studio. Ora, la palla che state vedendo costò soltanto 50 ducati, a fronte di una complessità compositiva e anche di un considerevole numero di teste, direi. C'è ancora problemi? No, 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 tu stai tranquillo. No, io continuo. Vicino a te. Ecco, bravo. Dicevo, un considerevole numero di teste, voi sapete che le teste hanno un certo peso quando si fa la stima di un'opera d'arte, almeno chi ha guardato il libro di conti di Bassano se ne rende conto, che è uno degli indici, non l'unico. Vero che la tela delle gallerie è molto più piccola di quella di Santo Spirito in Isola, misura 257 cm per 187, ma comunque un prezzo abbastanza singolare. Si è detto che fosse un prezzo lancio di Polidoro, no? Per ingraziarsi la confraternita. E tuttavia il riscontro grafico e l'inserto michelangiolesco mi inducono a chiedermi se il pittore non si fosse trovato piuttosto a riciclare del materiale proveniente dalla bottega del Vecellio, e su questa ipotesi si dovrà certamente indagare. E ai fini del presente ragionamento potremmo comunque concordare sul fatto che, proprio in virtù di queste referenze stilisticamente abbastanza eteronome rispetto a Polidoro, il nostro avesse perlomeno voluto tenere presente la prima versione della pala di Santo Spirito in Isola, cioè si fosse misurato con quella versione iconografica, di cui fra l'altro potrebbe venire il riferimento diretto a Tiziano da parte di Sansovino, mentre il Bonifacio
di cui parla Vasari mi sembra più una copertura che altro, alla luce di quello che eventualmente potrebbe emergere. A fare problema in questa immagine, e forse anche nell'immagine di Tiziano, se stabiliamo che il dio finto di fuoco però si muoveva con quel tipo di impostazione, a fare problema è la relazione gestuale tra il padre vecchio di giorni e lo spirito in forma di colomba, in assenza del figlio. Ora, in questo modo l'immagine smentisce una strategia tipica dell'iconografia della Pentecoste, che è quella di rappresentare soltanto la colomba, perché in questo modo si suppone la presenza delle altre due figure senza bisogno di enunciarle, ma smentisce anche casi come questa miniatura in cui è chiaramente il figlio o il padre, diciamo con volto di figlio, quindi una sintesi delle due persone, a emanare lo Spirito Santo. Casi in cui il vecchio di giorni emani lo spirito, li ritroviamo, ma si contano sulle dita di una mano, e forse anche meno. Sono Luca Signorelli, nel Gonfalone dello Spirito Santo a Urbino, questo del 1494, alla vostra sinistra, e si tratta di un'opera comunque prodotta in un ambiente complesso, ecco, per cui non mi lascia tranquillo. Luca Signorelli è esso stesso un autore, diciamo, capace di eteronomia iconografica. Mentre l'altra è una pala che possiamo ascrivere agli eredi di Antonio Marinoni e si trova in un contesto, viene realizzata nel 1545 per un contesto assolutamente inquieto, come l'abbazia di San Giacomo Maggiore a Pontida, dove fra gli altri troviamo Isidoro Cucchi, figure che comunque si sono mosse intorno a Giorgio Siculo, figure certamente problematiche dal punto di vista teologico. La strana composizione del gruppo dei destinatari poi mi colpisce, dove troviamo meno apostoli del previsto, tante donne e tanti estranei che dovrebbero stare fuori dal cenacolo e non dentro. Il celebre medico Michel Servet, che abbiamo già citato a proposito di Giovanni Battista Ponchini, aveva scritto: lo Spirito Santo non è una qualche entità separata, ma è la agitazione di Dio, dice. Un'energia, una certa energia o ispirazione che designa la virtù di Dio. Concludeva su questa posizione anche Francesco Zorzi, dai suoi territori cabalistico-giudaizzanti, appoggiandosi allo Zohar e ritenendo quindi che lo spirito fosse effettivamente questa emanazione luminosa ed energetica che però era pertinente al padre ed eventualmente emanata con il figlio, ma non dal figlio. Allora, teniamo conto di questo, lo spirito come energia del padre, in atto quando l'ispirazione divina cala sull'umanità, così dice Servet. Alla luce di questa consapevolezza, ritornando alla pala di Polidoro da Lanciano, e forse al tracciato tizianesco, è legittimo porsi il problema se non sussiste una relazione tra questa scelta comunque eteronoma di relazionare il vecchio di giorni con lo spirito e l'idea circolante in ambienti antitrinitari, analoghi a quelli che abbiamo visto per Ponchini, di una Pentecoste come momento in cui il Dio Padre avrebbe plasmato l'umanità esattamente come aveva plasmato il Figlio. Il Figlio era stato plasmato nello Spirito e l'umanità a sua volta, nel momento appunto dell'aprirsi di un tempo nuovo, sarebbe stata altresì plasmata. L'exio difficilio, si potrebbe dire, troppo concettosa, forzata. Forse no, se riprendiamo le fila di un discorso che ci ha consegnato Augusto Gentili a proposito del soffitto di Santo Spirito in Isola, a proposito di quell'Agostino Museo così inquieto e così, diciamo, risoluto nel difendere la sua posizione e sulla giustificazione per fede, era stato inquisito, processato per questo nel 1538.
e così deciso a non recedere dalle sue posizioni. Il fatto è che Agostino Museo arriva a Santo Spirito nel 1542, quindi dopo che la faccenda della pala si è consumata. Ma sono convinto che la sua presenza lì sia piuttosto il sintomo e non la causa di una situazione già fortemente destabilizzata, già fortemente inquieta. Lo dico perché andando a scandagliare un po' meglio, ecco, il mondo di Santo Spirito, cosa estremamente difficile perché l'archivio non esiste, c'è una sola busta e anche abbastanza sfornita di documenti, però insomma con ostinazione l'archivio restituisce qualcosa. E allora ci si accorge che, ad esempio, quel priore Don Albise Balbi che si era incaricato di ricevere la pala di Tiziano nel 1541 e che poi la restituisce a Tiziano per la refezione, è un intellettuale raffinatissimo in stretti legami con Giosefo Zarlino. Giosefo Zarlino è un teorico musicale, membro dell'Accademia della Fama, autore delle Institutiones Harmonicae e Albise Balbi è il dedicatario di un libro di mottetti di Zarlino del 1549. Ma ancora più interessante è la figura di Don Donato Ausonio, che dovremmo imparare a conoscere. Perché il signor Donato Ausonio, che dagli atti processuali risulta essere figura introdotta negli ambienti di Tiziano, dei tre testi è quello che dice di aver visto Tiziano lavorare alla pala e di essere stato a casa sua. Donato Ausonio è anche quello che nella sua deposizione dà conto di avere una certa idea della pittura. Infatti dichiara che a un certo momento Tiziano cancella delle figure e ci dipinge sopra altre fantasie secondo parse a esso messer, ma sta giocando con le categorie, chiaramente. Però ci dimostra di essere consapevole di questo tema della fantasia in relazione alla produzione visuale. Bene, Ausonio ti porta molto vicino ad ambienti permeati dalla dottrina di Michel Servet. Ne conosciamo la relazione d'amicizia con un singolare personaggio qual è Anton Francesco Doni. Stretta amicizia che parte negli anni in cui Doni, anni 40, sta lavorando all'edizione della traduzione dell'Utopia Thomas More, curata da Ortensio Lando. Quindi, Doni in relazione con Ortensio Lando, Doni in relazione con Donato Ausonio. Il problema è che Ortensio Lando in questi anni è certificatamente impegnato nella diffusione della traduzione italiana delle opere antitrinitarie di Michele Servetto, di Michel Servetto. Non ho la certezza, non voglio affermare una transitività rigida, però certamente mi colpisce vedere che Anton Francesco Doni nel 1952 dedica ad Ausonio, al nostro frate, una parte dei marmi, una paginetta o due dei marmi, che però si chiama Dichiarazione del Doni sopra il 13° capitolo dell'Apocalisse, contro agli eretici, con modi non mai più intesi da uomo vivente, che cosa sia la nave di San Pietro, la Chiesa Romana, il Concilio di Trento, la destra della nave, la sinistra, la rete e i 153 pesci dell'Evangelio di San Giovanni, che è chiaramente una parodia, ma che ci dice di quali contenuti si nutrisse lo scambio con Ausonio, o meglio, ci dice che questo Donato Ausonio, insomma, avrebbe risposto favorevolmente all'amicamento. Allora, adesso devo chiudere perché non è giusto abusare della pazienza. La possibilità di tangenze antitrinitarie per Santo Spirito in Isola c'è. C'è anche una ragione per operare una censura intesa come rimozione, cioè per trasformare quest'opera desiderata in un'opera colpevole. La ragione è che tra il 1540 e il 1543-44, in ambiente agostiniano, succede di tutto, c'è praticamente un'esplosione di fughe verso Ginevra. E sono tutti personaggi che hanno avuto rapporti con Agostino Museo
personaggi che sono strettamente legati a Seripando, al generale dell'ordine, e che hanno predicato qui a Venezia. Giulio da Milano predica mi pare nel 40 e nel 41 se ne va in Svizzera. Agostino Mainardo, anche lui predica in quegli anni, 40-41. Il 13 giugno del 41 viene staccato un mandato d'arresto da Alfonso d'Avalos e questi se ne deve andare. E poi c'è Giovenale Negri nel 43. Ma insomma, la situazione è molto critica. Seripando lo sa e non posso diffondermi nel dettaglio, ma si vede benissimo che è costretto a ricusare personaggi che soltanto 2 anni prima erano andati con lui da Papa Paolo III per dichiarare l'ortodossia dell'ordine. Ora, tutto questo succede presso gli agostiniani eremitani, ma i nostri canonici non erano tanto distanti da loro. Non è un caso che scelgano Agostino Museo come docente di sacre lettere e filosofia per sé, per loro. Dunque, e concludo, il mio suggerimento è che sfruttando la probabile parafrasi di Polidoro sull'opera di Tiziano, si sia arrivati a vedere un'altra immagine colpevole insieme a quella di Ponchini. Un'immagine che però ha patito la rimozione fisica, perché la congiuntura, questo plenum di aggressioni, diciamo, e soprattutto il fatto che insomma, la bolla liceta ab inizio del 1542, il Santo Uffizio, è agguerritissimo appena sorto, no, contro questi soggetti. Ecco, la congiuntura non permette di fare un gioco al modo di Verdura, cioè di simulare, bisogna cancellare. E allora voi vi chiederete come mai resta traccia allo Spirito Santo di qualcosa che non c'è al Santo Spirito. E la ragione, io credo che sia molto semplice. L'immagine diventa molto più colpevole quando ricade su religiosi, e su religiosi di comunità maschili, mentre per le comunità femminili che sono un po' più tutelate, e soprattutto per dei laici, perché il gius patronato è laicale, a Venezia c'è veramente la possibilità di fare e dire molto, molto di più. E credo che i confratelli dello Spirito Santo su questo avrebbero qualcosa da insegnarci. Vi ringrazio. Ringraziamo moltissimo Francesco e passiamo subito la parola ad Umberto. Lo prego ti pregherei di accomodarsi qua e adesso abbiamo anche il PowerPoint. Benissimo, visto che intanto il nostro relatore ha avuto bisogno di fare una piccola pausa, il nostro prossimo relatore, ne approfitterei per sapere se c'è qualche domanda o qualche curiosità per l'intervento di Francesco. Sì, per questa bellissima presentazione di motivo, questi ritocchi lasciano alla fine sulla terra una traccia, un segno forse più problematico di un'opera che dal punto di vista iconografico dice qualcosa di molto di convincente. Queste correzioni che vengono richieste testimoniano in modo palese che qualcosa del controllo, diciamo, della progettazione di quest'opera, qualcosa è andato storto. Mi chiedo appunto se stiamo creando alla fine una soluzione da utilizzare soltanto in casi particolarmente problematici questo tipo di modifiche. Sì. Si riferisce soprattutto al caso di Giovanni Battista Ponchini. Beh, allora, nel caso di Ponchini siamo di fronte, diciamo, pratico per così dire. Ecco. Sicuramente quello che è andato storto è stato il fatto che si è determinata una congiuntura per cui quell'opera che si sperava potesse sopravvivere senza ritocchi non lo può più fare. Per quello che è andato storto è stato, per dire, che da Roma è arrivata una forte pressione, e vediamo che ancora nel 1555 è molto forte la pressione sul vescovo di Treviso Francesco Pisani perché
elementi dell'eresia nella sua diocesi. Quindi questa è l'azione che crea il problema. I ritocchi ci informano su qual è, diciamo, il minimo fattibile per evitare l'alterazione dell'informazione. Grazie Francesco, riprenderemo naturalmente il dibattito alla fine dell'intervento di Umberto, poi passo la parola. Eccoci, grazie. Allora, intanto grazie ancora a tutto lo staff di Rive per l'invito, che mi onora, e soprattutto sono anche molto contento di tornare qui a Ca' Foscari, dove ho passato la mia, diciamo, parte della mia educazione. Non so, allora, innanzitutto come vedrete le mie slide sono assolutamente più, diciamo, semplici. Allora, e lo sarà anche forse il mio discorso, che è un po' più schematico. Allora, diciamo che oggi presento un articolo che è in corso di pubblicazione, tra virgolette, nel senso che è sotto valutazione, però è un lavoro un po' vecchio, nel senso che deriva da un lucro centrale della mia ricerca di dottorato, che si basava proprio su danza, musica e violenza a Venezia nel Rinascimento, non solo a Venezia, ma anche nel territorio, diciamo, della Repubblica. E nel Rinascimento, soprattutto nel Cinquecento, perché mi sono basato soprattutto su fonti cinquecentesche. Ehm, allora, questo articolo vorrebbe, diciamo, contribuire a un dibattito che è un po' annoso e ampio, e probabilmente qualcuno qui nella sala ne avrà sentito anche più di me parlare, che è quello del declino progressivo della violenza nell'Europa occidentale, sin dal 1450 circa fino al XXI secolo. La violenza, hanno scoperto storici ormai dagli anni '80, basandosi su fonti statistiche, la violenza, diciamo, è in via di declino, nonostante magari la percezione attuale, con titoli sensazionali che leggiamo tutti i giorni sui giornali, potrebbe essere, diciamo, opposta. Allora, molto semplicemente, chiaramente queste statistiche si basano su un numero annuale di omicidi per ogni 100.000 abitanti, quindi si chiama homicide rate, il tasso di omicidi, ed è ricavato in maniera statistica con tutti i pro e i contro, diciamo, da fonti criminali, cosa che io non sono, insomma, su quale non sono molto convinto a livello metodologico, però riesce a dare un'immagine un po', come dire, schematica e anche chiara delle dinamiche, diciamo, della violenza interpersonale. Allora, qui ho per esempio inserito uno veloce grafico, come vedete, è in netta caduta, soprattutto, come dicevo, dal 1450. In Italia, questo in tutta Europa, ma in Italia, diciamo, anche se gli storici sono convinti ormai che il processo di declino sia iniziato un po' dopo rispetto al nord Europa, si conta comunque un declino dal XVIII secolo in poi, e appunto, come vedete, io qua ho fatto un esempio per notare la grande differenza rispetto ai giorni nostri. Ecco, ho questa fonte che ho ritrovato appunto dall'Archivio di Stato di Venezia, ed è un conteggio di omicidi tra il 1674 e il 1689, sono ben 1333 a Vicenza, nella città e nel suo territorio, un dato che porta a un tasso di circa 50 punti, mentre oggi il tasso nazionale secondo l'Istat, almeno nel 22, che si registra di 0,55, uno dei più bassi d'Europa. Quindi un netto declino, come si diceva, e le cause di questo declino sono ampiamente dibattute anche qui. Uno, da una parte c'è, diciamo, una delle grandi teorie che si usa non solo nel campo della storia della violenza, ma anche ovviamente in altri campi, quindi sicuramente ne avete sentito parlare, questo signore qui, Norbert Elias, che negli anni 30 teorizza il processo di civilizzazione, viene dimenticato per circa 30 anni e viene riscoperto a fine anni 60 in Inghilterra, e da lì in poi ha un'enorme influenza sia sulla storia appunto diciamo sociale e culturale, ma anche su tutte le altre discipline umanistiche. Il processo di civilizzazione che cosa dice? Diciamo in soldoni, che dal 1500 in avanti, con lo sviluppo delle buone maniere, e qui entriamo un po' nell'argomento di oggi, avviene un'interiorizzazione della coscienza di sé e anche della presenza dell'altro, che porta diciamo, l'uomo l'umanità, diciamo, soprattutto occidentale,
a controllare i propri istinti vitali. Elias si basa soprattutto su Freud e poi si basa anche su Weber, e quindi con Freud prende una delle grandi paralleli che insomma sono anche molto discussi, in cui c'è un'immagine dell'uomo medievale che è una specie di bambino che vuole mangiare, giocare e soprattutto menare gli altri, mentre diciamo l'uomo moderno è, è assolutamente razionale e riesce a dominare questi istinti. Quindi queste due immagini contrapposte hanno ovviamente stimolato molto il dibattito, anche perché chi conosce bene il Medioevo, come spero che insomma ci sia in quest'aula, sappiamo tutti che insomma il Medioevo è un'epoca abbastanza complessa e la visione di Elias è piuttosto stereotipata. Uno dei dati però interessanti, diciamo, è che in questo declino progressivo uno dei dati costanti è che la violenza, tutti gli atti violenti derivano soprattutto e coinvolgono soprattutto i maschi contro i maschi, quindi sono atti tra uomini. E soprattutto l'età dei violenti dovrebbe essere compresa tra i 16 e i 30 anni. Quindi, cosa ha portato questo? Che alcuni storici, diciamo, una delle prime connessioni che hanno fatto è, anche qui sovrapponendo vari strati, diciamo, e varie interpretazioni, considerano la festa come uno dei momenti di sfogo di questa violenza maschile. E quindi qua ho messo una piccola stampa che è anonima, di la verità, seicentesca, e in cui insomma, si vede ritratta una festa di quelle che a me piace studiare, non sono feste ecco, organizzate, ok? Quindi le grandi, non so, i grandi rituali civici che conosciamo tutti, ma sono feste solitamente di strada in cui magari c'è un violinista che si mette in un angolo, cerca di raccattare quattro soldi, la gente lo attornia, comincia a danzare e quindi avviene come dire, una pratica che io definisco spontanea, insomma, quindi un festeggiamento da tempo libero. Qui, come ritratto, come si vede, c'è sotto un tendone improvvisato la gente che balla, e che invece in primo piano ci sono degli uomini che stanno facendo rivista. Io penso che siano queste mani nude, però insomma, il coltello forse, ma non si distingue molto bene. Ad ogni modo, questa connessione tra feste e violenza, e quindi anche con gli atti, si immagina sempre una violenza festiva, diciamo, incontrollata, casuale. Cahill la definiva spontanea anche qui, cioè nasceva spontaneamente per l'esuberanza, per l'abuso di alcol, l'esuberanza festiva e tutto e quant'altro. È uno dei più vecchi luoghi comuni, perché insomma anche all'epoca proprio questa incisione sta a dimostrarlo. Abbiamo dei proverbi, ad esempio, o dei detti, insomma, che spesso leggiamo: se è lungo il riso e il gioco, dire a scoppiare un repertino fuoco. Quindi c'è un bravo, come diceva appunto, capito come medievale, mi credevano. E quindi in questo caso, appunto, il carnevale, ad esempio, diventa una specie di simbolo e viene anche studiato molto dagli storici, in cui si concentrano, come probabilmente sapete, tutta una serie di studi sul carnevale di Roma, sulle rivolte che ci sono state in Friuli nel 1500, proprio connesse con dei rituali festivi carnevaleschi in cui l'inversione poi diventava una cosa eversiva invece. Allora, se queste feste appunto fossero teatri di sconti, questo lo sapevano anche i nostri antichi, diciamo, rettori veneziani, che tracciavano paralleli interessanti tra le feste e il numero di omicidi. In particolare, la pratica, tra tutte le pratiche festive, in particolare era la più, diciamo, condannata era il ballo, questo anche per una lunghissima tradizione, appunto, ecclesiastica, che sin dal Medioevo, insomma, combatteva la forma della danza come se fosse una cosa, insomma, demoniaca. Ci vedevano ovviamente gli influssi lascivi, no? E quindi chi entrava nel ballo era una specie di contaminazione. Questo si riconnette anche un po' prima con il discorso che faceva appunto Francesco sul invece gli sguardi e tutta una serie di robe. Poi ne vedremo anche alcune ritualità legate alla vista. Allora, i rettori veneti tracciano questi, diciamo, è normale trovare delle leggi contro il ballo in cui si afferma chiaramente, come per esempio il Podestà di Verona nel 1547, Domenico Maroceno, che le feste da ballo, quelle appunto spontanee, nascevano appunto, a causa di queste feste nascevano mali, errori, scandali, inimicizie e omicidi. Ho altri esempi, ad esempio in alcune relazioni sempre dei rettori
si vede proprio che c'è, per controllare, diciamo, un livello di violenza e quindi anche limitare il numero di omicidi nel proprio territorio, alcuni rettori pensano che vietare le feste sia una buona idea e quindi, ad esempio, abbiamo il rettore, per esempio, di Verona, sempre nell'anno del 1556, che per porre rimedio ai crimini che si commettono ogni giorno in questo territorio proibì proprio i balli. Oppure nel 1636 il governatore di Crema che dichiara che gli omicidi nel suo territorio erano quasi tutti prodotti da armi da fuoco usate durante le feste da ballo e poi che lui ha vietato questi eventi, grazie a questi divieti si sono evitate un sacco di risse accidentali e appunto i suoi omicidi nel suo territorio sono calati brutalmente. Allora, mi sono posto una domanda, nel senso che sono effettivamente vere o no, e di che tipo di pratica stesse parlando, perché chiaramente un'altra visione classica del ballo è quella del ballo rinascimentale, che invece è proprio uno dei motori del processo di civilizzazione. Quindi a quanto pare il ballo, allora, è chiaro che qualcuno parla di feste popolari e qualcuno parla di feste invece di corte. Io sulle mie fonti, e quindi su questo genere di balli, che sono di strada, ma possono essere anche organizzati in case, ovunque si potesse suonare, dove si potesse avere spazio abbastanza per organizzare una festa da ballo, intervenivano sia nobili che contadini, popolani e qualsiasi tipo, come dire, bottegai, in qualsiasi tipo di, ovviamente, categoria sociale dell'epoca. In più erano ovviamente momenti promiscui in cui i due generi si incontravano. Allora, diciamo, questa grande distinzione, a mio avviso, poi possiamo anche discuterne se c'è qualche dubbioso, eh, è sempre comunque una cosa ovviamente relativa a un tipo di cultura dell'epoca che tendeva a distinguere le due cose proprio anche per ripararsi dalle critiche invece che potevano venire dai moralisti. Quindi il ballo di corte diventa una cosa ovviamente misurata, pensata, con una solidità e con una certa appunto controllo del proprio corpo e tendenzialmente invece gli omicidi e le risse venivano fuori soprattutto da persone meccaniche, come le chiamavano all'epoca, che partecipavano a questi balli. È pericoloso andare a partecipare. Benissimo. Allora, detto questo, ovviamente la smentita delle fonti eh, io ho confrontato due tipi di fonti che sono questi NN, fascicoli criminali, mi sono dimenticato di inserire il numero, ma sono 118, che ho trovato, diciamo, parsi in queste serie di libri di Giminis dei podestà veneziani di diverse località della terraferma, ma anche del Dogardo, e quindi anche con riferimento a delle pratiche che coinvolgevano il territorio veneziano, insomma. Sono libri cosa sono i libri di regime? Brevemente, diciamo, sono i libri di regime, appunto, in cui il podestà veneziano, il governatore, collezionava alla fine della propria carica tutti le proprie atti e li passava al proprio successore, quindi tutta la sua appunto, azione normativa, ma anche amministrativa, aveva così una continuità anche con il successore. Qui dentro ci troviamo praticamente, poi si possono veramente, sono fonti eccezionali perché forniscono una radiografia quasi degli atti sociali di quello che succedeva in una data comunità, in un dato periodo. Quindi fonti estremamente frammentarie, però si possono e diventano molto interessanti e molto anche illuminati su ciò che accadeva durante il ballo quando si mettono in confronto con i testi teatrali, ho usato molto Guzzanti ad esempio, ma anche con la trattatistica morale, che sia anche di parodia oppure proprio moralistica nel senso stretto di predicatori incattiviti contro queste pratiche. Allora, vabbè, metodologia ovviamente ho tratto spunto da varie fonti, perché chiaramente la storia delle emozioni, di cui però non parlerò oggi, e poi dei performance studies. Performance studies, poi vedremo meglio in che senso. Allora, intanto partiamo da un contesto generale, nel senso che io ho fatto proprio per verificare se effettivamente quello che dicevano i rettori dell'epoca era vero, oppure era frutto più che altro anche lì, di un abbaglio. Ho provato a fare anch'io uno scavo quantitativo, consapevole ovviamente dei limiti di questo tipo di pratica metodologica. È vero che con i numeri si riescono a dare appunto, come si diceva prima, delle impressioni molto più dirette ed è vero anche che a Verona c'è
diciamo una cosa quasi eccezionale si verifica perché per 2 anni, quindi 1578 e 1580, sono 3 anni, chiedo scusa, ci sono ben 20 buste del Fondo del Maleficio, che contengono denunce anche solo, processi per omicidio, ma anche per risse normali e banali, processi più o meno finiti, e quant'altro, però diciamo è un quantitativo di carte, si parla di migliaia per busta, che effettivamente hanno su cui secondo me si poteva lavorare anche a livello di numeri per avere almeno una specie di carotaggio di un periodo preciso. Quello che scopro è che diciamo, la maggior parte degli atti violenti, 830 atti violenti che si registrano a favore adesso, soltanto il 6,75% deriva da una situazione sociale effettiva e con questo io ho buttato dentro sia giochi, compreso, sia balli ovviamente, ce ne sono, giochi per bambini, giochi in strada e quant'altro, però anche mettendo dentro un campo molto largo non si coglie tutta questa urgenza, diciamo, di vietare il ballo per fermare gli atti violenti, che dove accadevano invece? In incontri, soprattutto pubblici per strada, come insomma per chi studia la storia della violenza non è una novità, ma la maggior parte delle cose si sapeva anche all'epoca avvenivano per agguato, quindi diciamo si incontrava magari il nemico per strada, oppure anche per incontri fortuiti in cui c'era già un'amicizia in atto e questi diciamo decidevano di regolare i conti direttamente. Il secondo contesto sociale più gettonato era quello domestico, con 238 ehm, sì, scusate, questi incontri contenevano più della metà, come vi credevo. Mentre il contesto domestico più di un quarto, quindi sono violenze a donne, ma anche a uomini, a rapine, ma soprattutto violenze nell'ambito familiare tra amici o parenti. Mentre il contesto lavorativo detiene il terzo posto. Quindi vediamo che la danza, diciamo, o comunque il contesto festivo non era sicuramente una delle quelle cose che, insomma, se vietate cambiavano la situazione e soprattutto per gli omicidi. Quindi io dico saranno un po' esagerati e dovuti anche a pregiudizi, ma comunque questo è un argomento che potremo approfondire più magari dopo. Allora, per gli interessati. Allora, mi sono chiesto che tipo di violenza veniva. E per capirlo, il fatto diciamo di avere una situazione concetto che più in realtà una situazione sociale normata, più è facile che avvengano degli scontri. Allora, mi sono chiesto, visto che c'è questa visione delle feste spontanee come eventi caotici, molti moralisti li dipingevano dicevano che quando cominciavano a suonare, ad esempio, venivano giù pure gli uccelli dagli alberi, questa era una delle cose, mi pare, del predicatore del 1200, adesso mi sfugge. Comunque, il punto è che questa immagine, anche qui, è un'immagine chiaramente che non bisogna insomma ritenere vera. I balli, soprattutto i balli, erano ovviamente un momento di incontro molto importante tra generi e quindi anche io li considero quasi vetrine sociali, cioè il comportamento al ballo, chi andava al ballo generalmente ci andava come oggi, si andava in discoteca un po' per fare degli nuovi incontri e soprattutto per magari corteggiare qualcuno, la propria amata e quant'altro. Quindi farsi vedere al ballo era estremamente importante per la vita sociale dell'epoca ed era anche un momento in cui la gente cercava di fare colpo sugli altri in maniera ovviamente al meglio. Cosa voleva dire? Che diciamo, il comportamento era estremamente normato, quindi era un rituale estremamente rigido e io l'ho diviso in 3 fasi. Questo è stato ricostruito proprio grazie come dicevo prima, a un confronto tra i dati che provenivano dai processi e le fonti invece teatrali e moralistiche. E quindi diciamo quali sono queste 3 fasi. Corteggiamento a distanza. In un primo momento comportamenti che declinano per genere, chiaramente le regole anche dell'onore, se vogliamo. E chiaramente qui diciamo sono delle regole che si ritrovano appunto molto, molto strette e che sono monitorate da un pubblico. Mi sa che è partito il microfono, vero? No, scusate. Ok, allora torniamo così. Ok, quindi diciamo 3 fasi. Corteggiamento a distanza. In primo luogo donne e uomini occupavano aree separate. Immaginiamoci di essere, non so, nel cortile, diciamo, di una casa, ci sono i musicisti in un angolo
ci sono delle panche, ci sono delle donne che siedono sulle panche, almeno così ce le descrivono. Le donne siedono e sono vestite al meglio, quindi sfoggiano pettinature rilavorate, ci sono i corni che sono molto appunto descritti anche dai moralisti, soprattutto per queste prostitute. Hanno i vestiti migliori e diciamo devono tendenzialmente dovrebbero mantenere un atteggiamento modesto. Gli uomini invece totalmente al contrario, vanno in giro armati, le armi erano diciamo di uso comune, sì per tutte le classi, diciamo non era solo una questione di nobiltà, di licenza o quant'altro, la realtà era molto più complessa. Diciamo che quando potevano gli uomini le sfoggiavano, perché era una questione diciamo, collegata alla virilità, e dovevano dimostrare la propria esuberanza e aggressività, quindi andavano in giro con occhiate di minaccia ad altri uomini, stereotipate per esempio in Baldus di Teofilo Folengo c'è uno dei personaggi che è il Cingar, che dice appunto che si andavano in giro mandando sguardatura, strena, sterrore, quindi è proprio guardavano gli altri ovviamente uomini contendenti per loro con minaccia e cercando di spaventarli anche solo con lo sguardo. Ai propri amici dovevano offrire e far vedere che non spendevano senza ritegno, bevande e cibo, penso che siano situazioni in cui ci ritroviamo anche oggi, insomma, molto spesso purtroppo, e poi ovviamente c'era lo sfoggio delle armi. Diciamo che tra questi due gruppi avveniva un primo contatto visivo e quindi poi entravano nella fase 2. E dopo aver appunto essersi messi in mostra in questo modo le proprie qualità di genere, i corteggiatori solitamente cercavano di adocchiare e di fissare una delle donne che era seduta nelle panche, diciamo, laterali, dove nella zona femminile. E questo primo attacco doveva essere in qualche modo ovviamente controricambiato dalla parte dal gentil sesso, come si chiamava all'epoca, diciamo, non all'epoca, ma è uno. Appunto, le donne avevano ovviamente una posizione estremamente delicata in questo caso, nel senso che un'occhiata bastava ad accettare un invito. Quindi era estremamente pericoloso, poi come vedremo. Ehm, allora, una volta che la donna fissava il cavaliere di turno, costui doveva in qualche modo fare una riverenza e dopo la riverenza, solitamente inchinandosi con il cappello, ci sono ovviamente rituali diversi per ogni tipo di danza, però c'è anche descrizioni dettagliate per i balli di corte, ovviamente nei balli contadini ne sappiamo poco, però diciamo il cappello si toglieva sempre. Ad ogni modo, dopo la riverenza, cosa faceva l'uomo? Diceva, ok, adesso ho la mia compagna di danza, vado dal musico, quindi si mettevano quasi in fila, ordinavano tot musiche, pagavano i musici, e anche qui ci sono una serie di questioni, ovviamente chi tirava fuori i danari, li buttava per terra e quant'altro. Sì, sì, jukebox veramente. Una volta ottenute le danze, avveniva questa fase di contatto fisico, io la chiamano le foti tour su, io lascio tour su. Il tuo scopo ovviamente era l'accompagnamento da donzella al ballo, ok? Il primo contatto fisico in teoria tra i due e chiaramente una fase estremamente delicata, nel senso che una volta ottenuto musiche e donzella, costui diventava il capo di ballo, così viene definito dal capo. O di ballo è una situazione, diciamo, liminale, come si potrebbe dire, in cui temporaneamente l'uomo che aveva ottenuto questo titolo governava la festa, le danze in particolare, ovvero sceglieva chi danzava, pagava le musiche, perciò era lui. Di solito si faceva un tot, nel senso che chiaramente tutti dovevano partecipare a una festa pubblica, perciò non più di 10 canzoni, mettiamo una fonte, ho trovato questo. Ok. Quindi una volta avendo ordinato il suo piccolo, diciamo, momento di gloria, si incominciava a danzare e sceglieva lui chi danzava, non è che fossero invitati tutti. Tutto questo rituale di corteggiamento era estremamente sorvegliato e monitorato dal pubblico, che erano ovviamente intanto erano una parte sicuramente era contenta di vedere le disfatte di chiunque per poterne parlare nei giorni a seguire, ma anche delle vittorie, chiaramente. Questa pressione ovviamente era molto sentita perché se pensiamo all'epoca, alla cultura dell'epoca, quindi era una situazione pubblica con le regole dell'onore, perciò ogni atto, diciamo, di vittoria chiaramente uno guadagnava onore, ogni atto di, diciamo, sconfitta diventava un disonore che macchiava le reputazioni di chi danzava e non era uno scherzo per l'epoca.
e anche per questo ovviamente ogni violazione a questo genere di regole molto strette di questo sistema normativo comportamentale portava a delle violenze. Io ho selezionato alcuni casi che adesso magari vediamo un attimo. Diciamo che ce ne sono di quattro, io qua faccio quattro esempi, ci sono fasi in cui c'è un passo falso, ovvero violenze collegate con ballerini che si inciampano mentre danzano, ad esempio. Questo cosa succede? Che se c'è una danza come la Carola, per esempio, che è una danza collegata, no? Quindi una danza legata in cui tutta la comunità danzava, quando uno si inciampa, si inciampano tutti e perciò è un problema grosso per tutta la comunità che sta, diciamo, partecipando a questo rito. E ho dei casi a Chioggia, ad esempio, di accoltellamento, proprio perché ci sono due che iniziano a litigare sul fatto che uno non segue il ritmo e l'altro si ribella, allora si fermano le danze e questo tira fuori il coltello. C'è un caso anche di morte tra due che si dichiarano amici, diciamo, con nessun tipo di storia alle spalle, però è una coltellata alla schiena basta per mandare uno, diciamo, c'era l'obitorio, però qualcosa del genere all'epoca. Ad ogni modo, passi falsi, cosa vuol dire? Che diciamo, quello che è collegato il sistema normativo diviene un disvalore di cui appunto si soffre proprio a causa, diciamo, del pubblico che è presente. I casi più interessanti invece vengono da status e precedenza, siccome nobili, contadini, bottegai, qualunque tipo di levatura sociale, diciamo, partecipavano al lavoro, ovviamente non è che le gerarchie come se fosse spesso venissero azzerate, ma per le feste non si mantenevano su 3 euro. Quindi cosa succede? Che ovviamente i nobili tendevano a volere avere la precedenza, soprattutto per diventare capi di ballo immediatamente. Per esempio, io ho dei casi in cui chiedo scusa, eccoci qua, nel settembre 1571, per esempio, a Loria di Castelfranco, parliamo anche di paesini molto piccoli, è un nobile che appunto Riccardo da Poiana colpisce un popolano, Sebastiano, con l'elsa del pugnale alla testa perché per una questione di precedenza arrivano davanti ai musici, Sebastiano è lì che sta cercando di prendere, il nobile vuole essere per primo, Sebastiano dice ma c'ero io prima, signore, e questo gli tira una cosa, lo manda via. Questo per esempio è un caso di violenza ovviamente non letale, però molto significativa, cioè strumentale al fatto che volesse semplicemente avere il posto. Abbiamo casi un po' più complessi, che è bello anche, ho analizzato anche in maniera un po' più approfondita in alcuni articoli. Ceneda, 1605, Mario Braghin è un nobile, appunto viene invitato a una festa nuziale di alcuni bottegai, lo fanno subito a Capodiballo per onorarlo la sua presenza al ballo e però diciamo qualcosa va storto. A un certo punto lui ordina delle danze dell'oca, danza dell'oca che deve aver avuto delle movenze non, come dire, non in qualche modo collegate con gesti trasgressivi e comunque le donne del bar, alcune donne vogliono allontanarsi, si sentono in imbarazzo e non vogliono ballare. Il fratello di queste si mette in mezzo e Braghina cerca immediatamente di tenere queste donne al ballo, ma non ci riesce e comincia a colpire con la spada il fratello, il padre del fratello, i due organizzatori della festa e quant'altro, quindi terminando la festa in maniera violenta. Anche qui si tratta di un uso della violenza estremamente strumentale, estremamente mirata e precisa, razionale, nel senso che colpisce tutti con il piatto della spada, lascia un po' di persone ferite, però diciamo nessun morto. Ehm, Violenza di genere. Allora, qui dicevamo prima, il discorso dei ballerini rifiutati era una delle umiliazioni più pesanti per un ballerino. Allora, le donne che alzavano gli occhi e per sbaglio magari evitavano quello che non volevano, avevano diritto o no di rifiutare? Evidentemente no, almeno per i ballerini. E quindi nel 1503, ad esempio, aprile, una danza che si teneva in una cortile, Porto, a Verona, un Giacomo del Marescalchi chiede la mano appunto di Lucia, che è lì che rifiuta, non vuole danzare con Giacomo, e allora questo comincia a menarla con la spada sempre,
aiutato poi da un servo e la madre cerca di intervenire e viene coinvolta anche lei nel pestaggio. Anche qui si tratta di violenza non letale ma estremamente controllata e una sorta di punizione ovviamente in questo caso. Un'altra invece, ad esempio, è un caso di un orto amazonico. Siamo a metà 600 invece e questa donna, ad esempio, è seduta, è un'anziana, e guarda la propria figlia danzare, gli si avvicina un uomo che ripetutamente cerca di invitarla alla danza, questa si rifiuta sempre con, tra l'altro, una scusa e dice io sono anziana, non danzo più ormai da tempo, e allora l'uomo le ingiunge di andarsene dal ballo e questa non ascolta, vuole rimanere con la figlia e alla fine l'uomo gli tira una coltellata sfregiandola e insomma lasciando ovviamente con pericolo di morte. Questi atti chiaramente come dire, assumono una certa rilevanza ovviamente nel senso che si pensa a, non erano solamente diciamo un diritto del nobile, no? Erano cose che accadevano dagli uomini, era una violenza diciamo maschile assai diffusa e comunque legata a qualsiasi tipo di contesto sociale. Allora, un altro caso veloce era Sant'Andrea 1533, la giovane nome Pellegrina che invece danza con un proprio ballerino, vuole smettere di danzare perché è stanca, ma il partner la obbliga con la punta di lancia. Quindi questo genere di violenza di genere era molto diffusa e appunto era sempre legata a una violazione, nel senso che era sentita se la donna invitava l'uomo non poteva poi rifiutare, oppure comunque era in qualche modo un uso del codice comportamentale non chiaro e quindi punibile, diciamo, con un'azione violenta. Le violazioni premeditate, invece, qua il nemico alla festa ho messo, nel senso che chiaramente una struttura normativa così rigida metteva anche a chi invece la festa voleva rovinarla di proposito di poter intervenire praticamente sempre. Io qua mi focalizzo sulla fase del borsu, perché come ho detto è una fase in cui l'uomo, il ballerino, guadagnava onore, e quindi era una fase estremamente delicata in cui lui doveva anche, come dire, era delicata anche perché se prima alle danze si sfoggiano le armi, perciò uno ha lo scudo, uno può avere la spada, l'altro può avere un pezzo di armatura o quant'altro, al momento del borsu proprio per iniziare a danzare, e questo ce lo dicono i testi teatrali, questi si spogliano e quindi diventano anche vulnerabili. Ora, cosa succede? Che in questo momento ovviamente diventa anche un buon momento per attacchi premeditati con scopi di uccisione. A Perzacco, ad esempio, c'è un ballo intorno a un olmo, nei primi del 600, c'è un Alberto, mi pare, e c'è un Diomede, che è un nobile. Alberto ordina, si spoglia, lascia giù il pugnale, appena lascia giù il pugnale, Diomede con un suo bravo lo attacca con una lancia e lo ferisce al petto, quindi cerca diciamo, di ucciderlo anche per intenti, diciamo, si capisce. Sebbene dopo ovviamente Diomede dichiari davanti ai giudici di non aver fatto nulla di male, ma stava semplicemente litigando per un ballo. Quindi qui si capisce che la struttura, diciamo, normativa poteva anche essere usata per nascondere intenti di premeditazione. In questo caso, diciamo, per il sistema dell'epoca te la cavavi con una multa, ecco, non è che... Quindi, altro esempio poteva essere la violazione della giurisdizione del capo di ballo. Allora, 1602 c'è un caso particolare, a Ceneda, un Grebold II, che è un popolano locale, diviene capo di ballo e inizia a danzare insieme ai suoi amici e parenti, quindi sceglie chi danzare. A un certo punto Matteo Zambon, con il quale aveva avuto uno screzio solo una settimana prima a causa di una battuta infame, come dire, ha chiamato cane davanti ad altra gente, Matteo Zambon salta improvvisamente in mezzo alle danze e comincia a danzare. Quindi le danze si fermano immediatamente e dicono tu perché cavolo danzi, nessuno ti ha invitato, e a quel punto Mattia Zambon dice lo faccio per dispetto e i due si battono a duello, la cosa finisce anche, diciamo, anche questa invece senza gravi conseguenze, ma coinvolge anche i fratelli. Violenza simbolica invece, capo di ballo, essendo davanti a tutti e comunque in una situazione in cui le tensioni del pubblico il nobile di Verona che incontra uno dei suoi antichi nemici che sono i Battisti ad Antoro, che tra le due famiglie ci sono scherzi legali da un bel po' di tempo, ecco, questo è l'ultimo caso.
Diciamo, Battista chiede il ballo sempre davanti appunto alla propria donzella, Alberto gli si avvicina da dietro, gli tira una coltellata al viso che gli lascerà una cicatrice, diciamo, trasversale sul viso e poi si batte la fuga. E questo avviene dopo una serie di spintoni, di continui, diciamo, provocazioni durante il ballo. Chiaramente questo genere di violenza è simbolica, nel senso che lasciava una traccia chiara al nemico diciamo, oltre ad averlo umiliato davanti a tutta la comunità riunita, era anche un modo per protrarre, diciamo, con un segno distintivo questa infamia per i giorni a seguire, o comunque gli anni. Allora, cosa ne concludo, diciamo, da questa veloce analisi? Che diciamo, rispetto a quello che noi crediamo, non crediamo, ma che molti credono, oltre a, appunto, come dicevo prima, non esserci una chiara distinzione tra ballo nobile e ballo popolano, cioè tutti sapevano bene o male comportarsi ai balli. Appunto la festa non era caotica, non lo era nemmeno la violenza festiva e non era nemmeno una cosa spontanea. Nella maggior parte dei casi erano gente estremamente sapeva cosa stava facendo e colpiva nei momenti giusti. Era appunto usata quindi in maniera strumentale e non emotiva. Chiaramente, se anche qui, rimettendo in discussione il discorso di Elias, se ci sono Elias, Soldoni afferma che quando c'è un sistema normativo stretto di norme comportamentali, questo induce all'abbandono di forme, diciamo, istintuali, che sarebbe l'aggressione. Nel suo caso parla di aggressione, di violenza. Io direi che invece più la cosa è stretta, un po' come nella vecchia sociologia, più invece ci sono occasioni di conflitto, perché proprio perché la violenza non è appunto una pulsione, un drive freudiano, ma è invece magari anche uno modo di rapportarsi e uno strumento nelle relazioni sociali che abbiamo tutti i giorni. Qui io mi fermo, perché è stato un po' per il... Grazie Umberto. Io direi di interrompere. No, non è stato interrotto, no, assolutamente. Interrompiamo la condivisione dello schermo. Naturalmente chiediamo anche alla collega Manuela Bragagnolo se vuole palesarsi nuovamente con noi. Grazie Manuela. Però qui eccoci qua. Dunque, prima di fare qualche commento di questo pomeriggio complesso, soprattutto da un punto di vista tecnico, ma non solo, io vorrei dare la parola a chi è in sala perché non abbiamo moltissimo tempo e quindi vorrei, se ci fosse qualche domanda, che appunto venisse posta adesso ai relatori. Nulla? Beh, io comincerei con qualche commento su questa così, questo incrocio di situazioni e poi insomma, anche di approcci molto diversi, però che in qualche modo entrambi hanno a che fare, no, con la dimensione, viene quasi da dire, un po' della colpa, cioè per riprendere il tema che sollevava anche Francesco. E ecco, per quanto riguarda l'intervento di Francesco, ma è un rapidissimo commento, è sempre molto stupefacente osservare quanta distanza ci sia tra la complessità e la densità delle immagini e poi la restituzione verbale che di queste immagini, soprattutto a livello di censura, si fa, no? Questo è un aspetto che mi ha sempre personalmente profondamente inquietato perché come chiunque abbia voglia o desiderio di interpretare le immagini, non sono per così dire rari i casi in cui ci si imbatte in una situazione di, direi quasi imbarazzo, perché appunto esiste quasi questa sensazione che si sta, come hai giustamente precisato tu, scegliendo la lezione difficile piuttosto che la versione più piattita delle cose. Quindi questo è sicuramente un aspetto su cui mi piacerebbe che tu tornassi un momento per
forse anche per commentare casi in cui al contrario ci sono magari testimonianze certe appunto invece sulla complessità di ciò che si congegna, di ciò che si rappresenta. E invece se commetto un'altra curiosità, un commento e una curiosità, ecco, io sono una grande appassionata di danza, di tanti tipi diversi e sono rimasta molto stupita dal fatto che, e probabilmente questo dipende dalla superficialità assoluta con cui conosco questi temi, quasi da dire cioè il fatto che determinati codici hanno quasi una dimensione di eternità. Cioè, come tu hai sollevato nel tuo intervento più di una volta, sembra di avere a che fare con questioni assolutamente contemporanee. Ecco, vederle così comparire comparire secoli addietro è sicuramente un aspetto che mi ha colpita moltissimo, ma anche un po' turbata, perché mi chiedo, ecco, il processo di storicizzazione come si articola in questo caso, no? Sì. Posso passare forse prima il microfono a Francesco? Sì, allora certamente avrei voluto incontrare sulla mia strada delle letture sufficientemente articolate, cioè la sensazione mia è che l'immagine sia un sistema allora, semiotico complesso e come tale venga recepito. E soprattutto lo si capisce nella intertestualità figurale, immagini che dialoga con l'immagine. Ed è come che non si ritenesse necessario consegnare i testi, perché chi scrive i testi scrive per l'altro. Vasari, per esempio, ha altri obiettivi, si vede benissimo. A me colpisce il fatto che Vasari, per esempio, anche sul giudizio, stia facendo censura del giudizio. Quando lui dice il giudizio è una somma manifestazione delle potenzialità grafiche iniziali. Lo fa censurando esattamente come quanto o qualsiasi altro team. Quindi il problema è proprio questo, forse esisteva un'altra dimensione, la parola condivisa, però non lascia tracce evidenti nella struttura. Sì, ma anche riservata, assolutamente riservata. E la discontinuità, come dice Dolce, che questi signori, perché Dolce ce lo dice chiaramente, dice io non ne voglio sapere dei vostri significati, però ci sono. Grazie, Francesco. Beh, allora, grazie per la domanda. In realtà, appunto, lo sono chiesto anche io molte volte, infatti non ci sono ancora andate fuori del tutto. Direi che un aspetto che cambia è sicuramente la violenza, forse, nel senso che non c'è una reazione magari emotiva, non emotiva, ma una reazione violenta, magari delle violazioni che possono accadere. Insomma, su questo può essere che la danza sia ancora una buona, diciamo, una buona lente attraverso cui osservare appunto queste cose sociali per ricostruire le norme, questo che assomigliano anche molto a quelle odierne, nel senso che mi sono focalizzato non tanto sulla forma, no? Anche quella sicuramente è una cosa che cambiano nel tempo, quindi forme coreutiche ovviamente hanno delle determinate, oltre ai valori che si... no, chiedo scusa, Come tutti i pezzi tecnici vuoi dire. Una delle ultime cose che trovavo interessante era una, che forse Michele ne sa più di me su questa cosa, Emanuela, chiedo scusa, le leggi mute, nel senso teorizzate da Rodolfo Sacco, che è un antropologo, no, un antropologo legale, un giurista che ha utilizzato anche molto l'antropologia nei suoi studi, in cui diciamo, fa un sistema normativo che dovrebbe diventare, ok, che dovrebbe in qualche modo riflettere come dire, quasi dei comportamenti innati, quindi biologici. Il problema di studiare dal punto di vista della biologia me lo sono messo molto, mi sta molto a cuore e continuo a pensarci perché ovviamente ho raccolto tutta una serie di materiali comportamentali che però riflettono anche uno stato emotivo. Ovviamente nelle fonti processuali, soprattutto nella retorica, vengono usate determinate emozioni, in questo caso io qua non mi sono soffermato, ma c'è l'umiliazione, c'è la rabbia, c'è l'odio mortale e quindi come queste poi ovviamente giustificassero gli atti violenti è una questione di retorica giudiziaria, ma a che cosa
questi stati emotivi, diciamo, venissero nel sistema comportamentale, questi stati emotivi venissero affibbiati, quindi in che modo uno provasse umiliazione e dichiarasse davanti a un giudice di... Non è che c'è stata la connessione? Tutto, cioè sì, sì, non si Perché Ok, quindi il punto è che comunque se questi uomini o donne a pretesto dichiaravano di essere umiliati perché magari non passo passo, questo è una cosa secondo me da approfondire, questo voglio dire semplicemente, poi magari Emanuela c'è da dire qualcosa di più. Dai. Grazie, grazie Umberto. Allora, non so se c'è magari qualche reazione. Manuela cara, noi non ti sentiamo. No, ottimo, bene. Era troppo chiedere anche la sua... È un lusso. No, non sentite proprio. Eccoti, Sì, siedi al passo. Non so se c'è magari qualcuno in sala che vuole fare qualche altra domanda o... Domande in sala? Sì, un'altra domanda di Nicolà. Gli passo subito il microfono. Mi sono molto interessato a questa giustificazione della violenza come una paura di giovane controllata, cioè il troppo ritorno al regolamento di contesto della difesa delle elezioni ma in ogni anni non è proprio strategico per la Costituzione e questo fatto che ha detto di aver studiato come una lezione particolarmente festosa, in realtà si va a studiare nel testo dove non c'è si osservava un sapere sistematico. Tutto è stato devoluto economicamente. Queste sono le considerazioni per figure del politico questo atto lo giustificavano quando un'elezione invece dove il popolo ha partecipato in modo espansivo, quindi appunto se nella retorica giudiziaria non possono non tentare di tornarsi, cioè il modo di utilizzare la testa per giustificare violenze che questo modo hanno una spiegazione Sì, sì, rispondo direttamente. Sì, Sì, grazie per la domanda. Sì, assolutamente. Nel senso, la festa diventa proprio un modo per giustificare proprio, e nascondere soprattutto un intento di premeditazione. Cioè, ricordiamo anche che all'epoca chi veniva processato solitamente aveva comunque un paio di punti di riferimento, nel senso che poteva avvalersi o di un avvocato pubblico, magari adesso però in qualche caso sapevano anche benissimo cosa dire ai giudici. Io ho trovato casi in cui c'è gente arrestata che è abbracciata a un prete mentre fa una processione, uno dice è un evento buffo. Invece, diciamo, nella pratica criminale del priori si sa che in presenza del crocifisso non si possono arrestare persone, perciò se questo scappa dagli sbirri e vede una processione si infila dentro, no. Quindi non era gente completamente russa dalla normativa. La festa chiaramente dà un sacco di cose, ti dà l'anonimato in qualche caso, se c'è la maschera, se c'è... Ti dà però anche quello che sostengo io, invece è proprio un sistema normativo talmente complesso che puoi trovare una scusa qualsiasi, questo nobile di Mele che cerca di uccidere Alberto, cosa dice alla fine? Dice io sono nobile, ho il diritto di essere primo alle danze, pertanto quando questo ha rifiutato di lasciarmi il posto, io l'ho colpito e non l'ho colpito con la lancia, come dice lui. Va benissimo. Lui, tra l'altro, la denuncia arriva un mese dopo, 2 mesi dopo, la ferita ormai quasi si è guarita, quindi non si capisce neanche quanto la denuncia fosse strumentale. Chiaramente ci troviamo davanti dei testi che sono ovviamente estremamente calibrati, ok, nelle deposizioni. Quindi, però la danza assolutamente è uno dei momenti in cui colpiscono proprio perché sanno che possono farla franca. altri interventi? Sull'avvocato. Ok. Quindi, come poi vado un po'. Ciao, Sperati. Dato che hai detto che hai fatto un'indagine statistica Sì, quindi su Verona, sì. però mi chiedevo se per caso avessi rilevato le differenze tra città e contado nel contesto di queste feste Mm. culturali. Cioè, era più urbano o rurale?
Cioè, erano i nobili del contado, erano più aggressivi, famiglia, rapporto di... Allora, grazie per la domanda. Sì, sì, faccio una velocità. No, secondo me non c'è nessuna differenza. Cioè, a livello di violenza è la stessa. Molto spesso la gente che parte dalla città va a festeggiare nel contado. Può essere anche l'inverso. Può essere che sia uno che è finito una festa per sbaglio perché passava e si ferma. Quindi non parliamo di grandi differenze. Poi magari ne possiamo parlare meglio in via privata. Grazie per... Altri interventi? Beh, magari allora al volo, se mi sentite, approfitto io un attimo intanto per ringraziarvi, bellissimo, e per fare veramente due commenti o due domande molto molto veloci. Allora, per Umberto, grazie. In effetti questa idea di legge muta è un concetto interessante. È sempre interessante calare queste categorie poi nel contesto anche giuridico specifico del momento in cui si lavora, in cui chiaramente anche proprio il mondo giuridico è molto diverso, insomma, rispetto a quello in cui chiaramente scrive Sacco. Avevo un paio di curiosità, poi al limite se non c'è tempo ne riparliamo, sul tipo di fonti teatrali e moralistiche che usi e se in questo tipo di fonti è presente anche non solo la dimensione delle emozioni, ma anche più la tipizzazione di tipo caratteriale che generalmente, soprattutto nelle opere teatrali, c'è. E chiaramente questo è un po' legato a un po' la mia curiosità fisionomica per vedere se può essere anche una chiave attraverso la quale magari arricchire un po' questa tua interpretazione, proprio legata a un'eventuale tipizzazione caratteriale di inclinazione, non lo so, alla violenza, e magari anche se nelle carte processuali che hai visto e che hai studiato, insieme a tutti i dettagli che ci hai presentato, se è presente un qualche tipo di descrizione fisica, se lo hai visto. E invece, vabbè, una veramente riflessione molto generica forse sul bellissimo contributo di Francesco e pensavo alla differenza tra la colpa e la responsabilità, perché alla fine abbiamo parlato di immagine colpevole e quindi in qualche modo mi chiedevo l'artista come rientra in questa dimensione della colpa, se rientra e quanto appunto questo magari possa essere un elemento di confronto con la dimensione testuale di cui si è parlato, che ragiona e lavora in una velocità forse o su un binario un po' diverso. E ecco, questo era un po' il tipo di riflessione che mi veniva da fare. Grazie ancora. Poi faccio io. Ok, allora vado. Grazie mille per la domanda, perché questo è un altro dei temi, nel senso che chiaramente troviamo una tipizzazione, se ho ben capito, ovvero c'è la caricatura del danzante, solitamente nei testi che ho usato, per esempio appunto, il Ruzzante, sono su contadini. Quindi segue, diciamo, l'idea dell'epoca che appunto la festa selvaggia fosse quella contadina del popolo e quindi noi troviamo questi atti rituali, in realtà, quindi c'è anche qui un controsenso, perché in realtà Bruzzante, comunque, vivendo in un ambiente rurale, chiaramente li aveva tutti i giorni sotto gli occhi e sapeva anche prenderli in giro molto bene, no? Quindi diventa una parodia in cui c'è il contadino e i suoi gesti sono tutti esagerati. La cosa interessante è che ritrovavano gli stessi gesti da parte di nobili nei processi criminali. Quindi in qualche modo a livello gesturale sono praticamente identici, per questo io sono riuscito a ricostruire questi codici appunto comportamentali e li ritengo comuni a qualsiasi tipo di estrazione sociale. E niente, la trattastica morale ovviamente anche quella parodizza molto condanna, quindi chiaramente abbiamo a che fare davanti, per fare un esempio veloce e concludere, c'è il Simeon Zuccolo, La pazzia del ballo, che descrive tutti quanti come dei matti, quelli che ballano, e dicono, quando descrive le occhiate tra uomini e donne, dicono gli uomini sembra che stiano al mercato della fiera dei cavalli perché guardano la donna in continuazione e guardano ogni dettaglio come se dovessero acquistarla. Quindi per dire la cultura, il filtro culturale di chi scriveva queste opere chiaramente si fa sentire e bisogna andare un po' ovviamente dietro a queste interpretazioni. Grazie Grazie. comunque. Grazie. Ecco, grazie per questa domanda.
mi pare molto, molto giusta ed era un aspetto che ho dovuto tralasciare. Allora, due livelli di responsabilità. A un certo momento si attribuisce all'immagine stessa, no? Una sorta di responsabilità nell'iconosfera, cioè il sistema iconico, per così dire, no? È operato dall'immagine, dunque il significato viene per così dire sanzionato su responsabilità del dato iconico. Però, venendo alla documentazione, per esempio quella di Giovan Francesco Verdura, è interessante notare che si ritiene comunque responsabile l'operatore che è titolato a validare l'immagine, l'inserimento dell'immagine. Dunque Gaspare Agno, il responsabile del pittore, non si fa menzione. Chiaramente lui subirà qualche cosa, come Tiziano, subisce una perdita pecuniaria, cioè il pittore è tenuto a intervenire gratis sostanzialmente sul manufatto. Però il vero responsabile, colui che rischia la scomunica, è Gaspare Abadio, e scomunica è pena pecuniaria di 25 ducati. Insomma, questo è un po' il transfer che si fa. Ed infatti il grosso problema, credo, della copertura orchestrata da Verdura è che poi a piramide, siccome esiste una piramide di controllo, si va da Gaspare Abagno fino ai suoi superiori. Quella stessa piramide, chiamiamola magisteriale, che poi nel post-concilio diventa no, rigorosamente normata e operativa quando si dice che ciascuna immagine deve essere validata dal primato diocesano e a pioggia, insomma, dai responsabili subordinati. Ecco. Grazie mille. Grazie ai nostri brillantissimi relatori, grazie a Manuela per la sua partecipazione a distanza, grazie a tutti voi per essere rimasti fino a quest'ora tarda. Noi vi diamo appuntamento il 18 aprile con l'ultimo seminario di quest'anno, un seminario un po' diverso da quelli che abbiamo avuto l'occasione di ascoltare, che sarà dedicato alla presentazione di due progetti di ricerca. Il primo progetto concluso dedicato alle mariegole veneziane, che sono almeno a una parte delle mariegole veneziane conservate al Corredo, alcune delle quali sono finalmente disponibili online, quindi è uno strumento di grande utilità pubblica per l'appunto. E il secondo invece è un progetto che ha appena visto la luce, è proprio un infante. Che è il progetto sulla committenza artistica delle corporazioni a cui Rive si sta dedicando in maniera abbastanza così importante da qualche mese appena. Vi parleremo dunque di questi due progetti, uno coordinato dalla professoressa Anna Bellavitis dell'Università di Rouen e invece il secondo coordinato da noi di Rive, che speriamo appunto possa essere l'occasione per fare nuove e interessanti scoperte. Vi ringraziamo soprattutto i nostri relatori e facciamo ancora